Bene, buongiorno a tutti, direi che possiamo cominciare. Mi tolgo la mascherina solo per parlare, questo accordo che sul palco ce la togliamo temporaneamente. Scusate la voce, ma l'ho persa in questi ultimi 2 giorni. E intanto vi do il benvenuto a Palazzo Sarcinelli. Io, per chi non mi conosce, sono Daniel Buso e rappresento Artica, la società che appunto ha curato l'organizzazione e l'allestimento di questa mostra. Intanto sono particolarmente felice di essere qui, visto che ormai è più di un anno che attendiamo questa mostra, che doveva essere appunto aperta nel famoso novembre 2020, poi per i motivi che conosciamo si è deciso di slittarla e di aprire adesso in sicurezza. Insomma, i Green Pass ci permettono una certa elasticità e questo è anche il momento collettivo in Italia per la ripartenza del settore culturale. Bene, ringrazio ovviamente l'ente che ci ospita, la città di Conegliano, qui rappresentata dal commissario Antonello Roccoberton, e città di Conegliano che insomma ci ospita ormai da qualche anno. Nel 2019 abbiamo iniziato la collaborazione con una mostra che molti di voi hanno visto, dagli impressionisti a Picasso, ed è stata insomma quella una bella esperienza, un bel avvio, seguito insomma da questa mostra un po' più particolare, una mostra dedicata alla fotografia e in particolar modo
a uno dei più grandi interpreti della fotografia contemporanea, ovvero Steve McCurry. Di McCurry ne parlerà molto meglio di me Biba Giacchetti, la curatrice qui alla mia sinistra, che lo conosce personalmente, quindi sicuramente può anche così guidarci nella lettura anche dell'uomo, oltre che del personaggio pubblico. E io appunto così vi do il benvenuto ufficiale. E ringrazio un po' tutta la struttura insomma, che sta alle spalle di questa mostra, quindi Artica, in fondo abbiamo Elena Zannoni, che poi è quella che guida gli aspetti più anche tecnici e fondamentali, Luisa Mazzona e Andrea Paglia di Artica, poi tutto il personale in mostra, e quindi Sud-Est 57, tra il pubblico c'è Giuseppe Ceroni, e Sud-Est è la società che porta Steve McCurry e realizza queste mostre sia in Italia che all'estero. La città di Conegliano l'ho già ringraziata, devo fare un ringraziamento speciale ad Angela, che condivide anche il mio cognome, Angela Buso, pur senza essere parenti, ed è lei che diciamo dietro le quinte ma anche in prima fila così ci porta a realizzare queste mostre importanti negli ultimi ormai 10 anni, e noi c'era prima di noi. E poi ringrazio i partner numerosi, li cito brevemente, insomma sono Coin, Coop, Conè, Touring Club, Fari e Moro Barel, e poi gli sponsor, sempre ovviamente indispensabili quando si realizzano queste mostre, la Banca della Marca, che è lo sponsor principale, poi abbiamo HK, che è un'azienda del Treviso che ci porta sempre a avere una scoperta parallela rispetto a quella visiva delle immagini, poiché propone queste essenze collegate tematicamente alla mostra, quindi Point House, la meccanica che ha prodotto assieme a Innova un video, che vedrete a inizio mostra, e un trailer dell'esposizione a cui farà seguito un video completo, e quindi abbiamo appunto l'Agenzia Generale di Mazzini, di Generali Italia, che ha seguito gli aspetti assicurativi. Quindi appunto ringrazio tutti questi partner e sponsor. Un breve cenno a McCurry, ci tengo insomma a sottolinearlo, da storico dell'arte. McCurry è un artista che può essere diciamo vissuto, apprezzato da due punti di vista, semplifico. Un punto di vista che è quello più canonico, artistico, cioè l'approccio estetico, la bellezza di queste immagini, sia per quanto riguarda la composizione che per la scelta dei colori. Infatti McCurry è spesso ribattezzato il più grande interprete della fotografia a colori contemporanea, comunque del XX e XXI secolo. E poi l'approccio secondario, forse ma altrettanto importante, che è quello documentaristico. McCurry, quando rappresenta un soggetto, sia esso una persona singola o un gruppo o un paesaggio, cerca sempre di andare al di là della semplice immagine e raccontarci una storia. Infatti c'è un libro a lui dedicato che si chiama proprio La storia dietro le fotografie, e ci va proprio a raccontare come ogni soggetto scelto riveli tutto un immaginario, sia etnico che più vicino a noi, perché ci sono foto dell'Italia, di Venezia o di Roma, ma sempre delle storie, quindi ci incuriosisce, ci porta alla scoperta dei personaggi. E qui abbiamo 103 storie, sempre proprio da soffermarsi su ognuna di esse. Io mi soffermo su due che mi hanno colpito nell'allestimento scelto da Biba Giacchetti, ed è principalmente la prima sala che voi vedrete entrando, dove c'è una carrellata di ritratti, e nel ritratto probabilmente McCurry esprime forse il meglio di sé, del suo talento, poiché riesce a entrare in empatia con i soggetti. Quindi la sua è una fotografia psicologica, se vogliamo, entra in profondità di questi volti e ci guida per mano proprio a scoprire le loro storie. E poi un'altra sala, che è la numero 8, che vedrete, c'è una parete quasi interamente dedicata al tema del treno, e questo lo ritengo così interessante. McCurry va appunto nel subcontinente indiano e racconta le vicende di questa rete ferroviaria abnorme, che, insomma, di cui usufruisce circa 30 milioni di persone quotidianamente, ed è letteralmente un caos, in cui appunto centinaia di persone si affollano su questi treni, spesso anche attaccandosi così all'esterno per poter salire, magari senza biglietto, e lui segue tutte queste persone e ci dà un altro modo di interpretare la fotografia. Quella del ritratto richiede diciamo la messa in posa, quindi la conoscenza del soggetto, farlo sedere davanti al fotografo, conoscerlo, parlarci e quindi rappresentarlo in un ritratto pregnante, mentre il ritratto diciamo di gruppo configura McCurry quasi come un fotografo d'assalto, quindi la capacità di cogliere l'attimo e di unire questi due aspetti
fondamentali della fotografia. Quindi io ho finito, vi ringrazio e passo adesso la parola prima al dottor Huberton. Grazie. Grazie, buongiorno. Per me è un piacere, è un onore essere qui per inaugurare questa grande mostra Icons di Steve McCurry. E come sottolineava Daniel Buso, è da un po' di tempo che se ne parlava e finalmente dopo un lungo periodo si può procedere all'inaugurazione. Le oltre 100 immagini di Steve McCurry che si potranno ammirare hanno fatto la storia diventando testimonianze di tempi, costumi e società. D'altronde lo stesso McCurry afferma che la maggior parte delle mie foto è radicata nella gente. Cerco il momento in cui si affaccia l'anima più genuina, in cui l'esperienza si imprime sul volto di una persona. Cerco di trasmettere ciò che può essere una persona colta in un contesto più ampio che potremmo chiamare la condizione umana. L'esposizione si propone, oltre che come un nuovo inizio della stagione delle grandi mostre, anche come gancio per attirare turisti dalle regioni circostanti e conferma che questo palazzo è diventato ormai un punto di riferimento per la cultura, con più di 100 mostre realizzate tra la Galleria d'Arte Moderna con il piano nobile e la Galleria Novecento, dove anche nel corso di quest'anno sono seguite esposizioni da maggio, quando si è potuto ripartire, e proseguiranno anche nei prossimi mesi. L'amministrazione comunale è da sempre legata a questo palazzo. L'ultima miglioria è l'implementazione dell'impianto di illuminazione, che è stato potenziato e ottimizzato in un'ottica di risparmio energetico, dando nuova luce alle sale e mettendo in ulteriore risalto le meravigliose immagini che ammirerete fra poco. Ringrazio quindi la Società Artica con Daniel Buso ed Elena Zannoni e tutti gli altri per aver portato a Conegliano questa importante esposizione e tutti quelli che hanno collaborato per la sua organizzazione. Ringrazio Angela, sempre presente e disponibile, quindi l'Ufficio Cultura, il dirigente, e permettetemi di cogliere questa occasione, che forse sarà l'ultima in cui l'occasione pubblica, ecco, per ringraziare i dirigenti del Comune, il segretario, tutti i dirigenti, poi presenti quasi tutti, per avermi accompagnato in questa avventura che spero non abbia provocato grandi danni, con competenza, professionalità, dedizione e disponibilità. Grazie e buona mostra. Allora, siamo veramente molto contenti di essere arrivati finalmente in Veneto. Questa è la prima tappa veneta di questa mostra e, come hanno detto loro, è stata una tappa sofferta perché è stata bloccata più volte, l'abbiamo rimandata più volte a causa del Covid. Noi abbiamo la nostra sede a Milano, si chiama Sudar 57, ne abbiamo sofferto moltissimo a Milano. Voi siete stati forse organizzati un po' meglio grazie a un governatore pugnace che ha preso in mano le vicende, ma insomma abbiamo sofferto moltissimo, tutti i musei sono stati chiusi e ora finalmente sembra una rinascita generale. Stiamo aprendo tante mostre e stiamo registrando una grandissima voglia di esserci, di visitare, di partecipare, di essere presenti, proprio siccome questo isolamento al quale siamo stati costretti ci mette una voglia di ricominciare e di porre attenzione alle cose che veramente amiamo. Questa mostra di Steve è una mostra che racconta tutta la sua carriera, è una retrospettiva. La chiamiamo Icons perché selezionare un centinaio di immagini dal suo archivio immenso è veramente complicato. È una cosa che io lavoro con Steve da 25 anni, quotidianamente, fianco a fianco. Anche in alcune di queste immagini noi eravamo presenti insieme a lui quando lui ha scattato. E quindi arrivare a un'estrema sintesi che noi poi facciamo con lui è proprio rappresentare quelle che sono state le sue tappe più importanti. Lui ha 72 anni, è del 50, anche lui per la prima volta è stato fermo alcuni mesi nella sua casa di Filadelfia perché è sempre in giro. Promette che se farà delle tappe italiane per le sue fotografie, perché Steve è un fotografo molto celebrato dalle sue mostre, ma è un fotografo attivo, cioè quello che a lui interessa è di scattare fotografie tutti i sacrosanti giorni. Se verrà in Italia promette di fare un transito, magari avremo occasione di fare un incontro, sarebbe bello. Lui ci tiene, ama moltissimo l'Italia e quindi eccoci qua.
Lui lavora sin da quando è stato dei primi reportage che lui ha fatto e che gli hanno dato la fama, perché è stato il primo a raccontare il conflitto in Afghanistan, che purtroppo in questo momento è di grande attualità per ragioni molto tristi, molto serie. Vedremo delle fotografie che raccontano già all'epoca la condizione delle donne in Afghanistan, e purtroppo è ritornata a essere tale. E quello che volevo dire è che Steve ha sempre lavorato per progetti, quindi ha cercato di concentrare sulle cose che veramente gli interessavano la sua fotografia. Questi progetti sono sintetizzati in questa mostra, si ritrovano i vari capitoli. A questi progetti poi fanno capo alcuni dei libri. Nel bookshop avete dei libri molto interessanti, c'è anche proprio questo, l'unico libro di fotografia dedicato all'Afghanistan, che è straordinario, veramente straordinario, ti ci porta lui proprio. E questa è la sua capacità, è quella di avvicinare le persone a quello che lui fotografa. È questo che lo rende così popolare, così amato, perché non è un fotografo da enclave, da appassionati della fotografia che parla a pochi perché è elitario. Steve parla veramente a tutti, è un fotografo popolare nel senso più nobile del termine. E racconta appunto, come diceva Daniel, queste storie che lui ha grande attenzione, per le quali lui ha una grande attenzione, perché teme che poi il mondo cambierà e che quindi certi luoghi spariranno, certe etnie spariranno, perché magari le condizioni di vita sono tali per cui verranno talmente integrati che anche certi tratti somatici non si troveranno più. Quindi è una mostra molto ricca di stimoli, ma anche molto libera, nel senso che Daniel ha tenuto a fare un'audioguida che racconta quello che succede in certe fotografie, perché poi gli appassionati delle fotografie di Steve vogliono sempre sapere di più, ci fanno domande. Io sono a disposizione per ogni domanda, perché conosco il lavoro di Steve veramente, diciamo, in maniera approfondita. E abbiamo questa audioguida che racconta quello che succede in tante delle fotografie, però può essere interessante, ma può anche non essere necessaria, perché quello che noi facciamo nelle mostre di Steve e che abbiamo fatto dall'inizio, l'abbiamo deciso insieme a lui, è stato di mescolare tutto, mescolare i paesi, mescolare i periodi, mescolare le etnie, le situazioni. Cerchiamo solamente di avere rispetto per quello che mostriamo, quindi ci sono delle fotografie che sono più poetiche, che dialogano con delle fotografie più poetiche, ci sono delle fotografie che sono più drammatiche e dialogano con le fotografie più drammatiche. Nell'archivio di Steve ci sono delle fotografie terribili, che sono sulla soglia dello shock. Lui non ha mai voluto mostrarle, lui ritiene che anche gli argomenti più seri, più tristi, possono essere raccontati senza scioccare le persone e con dolcezza, e che questo forse è quello che poi lascia una traccia, una riflessione, un interesse nelle persone. Sono fotografie, quindi le parole forse sono inutili, io sono a vostra disposizione e sono sicura che sarà una mostra che piacerà. La città di Conegliano attirerà anche persone da fuori per venirla a vedere. Mi auguro veramente che sia così. Grazie. Grazie di tutti. Bene, adesso siamo pronti, possiamo entrare. Bene, finalmente queste mostre.